Beh, 10 anni sembrano tanti e non lo sono. Certo, se penso a tutte le montagne che abbiamo scalato, mi viene da rabbrividire. Problemi, diciamo, legati anche per realizzare il murales l'anno scorso, lungaggini burocratiche. Poi, per fortuna, ha risolto tutto in maniera egregia, grazie alla collaborazione e alla sinergia un po' di tutti. Però qualunque sforzo abbiamo fatto ne valeva la pena. Ne valeva la pena perché è 10 anni che parliamo di prevenzione, da 10 anni che in qualche modo integriamo la sanità pubblica nella sua carenza strutturale perché dai 50 anni in su ormai è un'età ormai che non rientra più nei parametri scientifici che prevedono un'età molto più bassa, anche addirittura dai 35-30 anni in poi per ammalarsi di tumore e perché anche cerchiamo di fare passare il messaggio che fare la prevenzione non solo fa fiorire la vita, come dice il nostro murales, ma fare prevenzione è un diritto nei propri confronti, ma è anche un dovere nei confronti di se stessi e nei confronti dei familiari a cui vogliamo bene, perché non abbiano pensieri, poiché il nostro corpo è un tempio, va curato come lo spirito.